E buonasera a tutti a BCTV, da parte di BCTV, a tutti quelli che stanno ascoltando, in vita e in forasa, e che non è stato possibile da fare la trasmissione, la puntata di BCTV verifica, è stato questo problema, che lo elicotterista che deve volare su Passaida, poi li spieghiamo, già fatto un'intervista, quindi ma no, trattesi in cui non è stato possibile anche il brinca a Sora. Bene, cominciamo adesso da una cratera Sadie, ecco, Sadie si presenta De Goi, in questa bella nube sopra, bisogna arrivarne, e con quest'anno in parte la Ida, insomma, lo sole essere un po' impedito, non è illuminante proprio bene la Ida, però si presenta sempre spantosa e bella, come te la siamo vedendo in occhio. Ecco, questa è una fotografia che in campo, purtroppo questa scrittura viene qua a Nasumelo, da Saida e vabbè, insomma, tu che si decide, esatto, lo pazienza. Ebbene, i libri di Anosacche toglie mezzo cocolato tutto da lì e poi spalata da loro a fine di verso la 7, la 8, crasa, zappatu, io le prendo tutte le vie e quindi insomma una bella via totale, insomma, ecco, che nessun problema né di abba né di coculatura. E parliamo appunto adesso un'intervista che ha fatto ieri su un elicottero alla scoperta della geologia profonda della Barbagia, come potete vedere è un elicottero che vola più o meno a 50 metri sopra la Saida e in una rete applicata che è poi un trasmettitore di impulso elettromagnetico che è tipo lo suono di un- di una nave, insomma, ecco, e aspetta il segnale che torna te in base a questo segnale che torna ti stabile di cui terreno bassuta e pure si batta a fare a Chinabba, insomma, ecco. Cosa succede nel cielo del mio comune e quindi veste questo elicottero. Intanto garanzie di sicurezza e rispetto all'ambiente, nessun inquinamento acustico prolungato, nessuna emissione nociva, nessuna alterazione del suolo delle colture, nessun impatto sulla fauna selvatica, tecnologia certificata usata in tutto il mondo, supervisione di enti scientifici pubblici. Chi è eschi se ne occupa su CCGET, che è il centro di caratterizzazione geofisica per l'Einstein Telescope. E praticamente l'esecuzione viene fatta da INGV, o Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, centro di caratterizzazione geofisica per l'Einstein Telescope. Ecco qua, su Zaghera tieniti interessata, escusta in ok, no aspettate però caponimo, cioè ecco, l'ho invidiata, in modo tale che si da sapere è stato custa, interessa in parte di un pacchetto della dei saldi, Butosò, Osida, Nule, Orune, Lula, Onani, Biti, e Lodè. Su Proschipica testa il territorio dei vizi, de Manco de Lubula, Veroni e Totucantu e de Orune solo una parte. Domande e risposte, qual è il risultato atteso del sorvolo? La realizzazione di una mappa 3D per migliorare le conoscenze sull'assetto geologico e idrogeologico della zona che dovrà ospitare il futuro Einstein Telescope e garantire il rispetto del territorio. Che cos'è l'Einstein Telescope? Un rilevatore sotterraneo di onde gravitazionali di nuova generazione. La Sardegna è la candidata italiana ad ospitare l'infrastruttura nell'area intorno alla miniera di Sorvenato, nel Nuorese. Vabbè, Nuorese.
Questo metodo di indagine è mai stato utilizzato prima? Sì, il metodo AEM, Airborne Electromagnetic, è usato regolarmente in tutto il mondo. In Italia è stato già applicato nel Sulcis, in Laguna Veneta, nella provincia di Brescia e di Sicilia. È pericoloso per la salute? Assolutamente no. Le emissioni dell'antenna hanno soglie inferiori a quelle nocive per la salute. E per gli animali le emissioni elettromagnetiche sono del tutto innocue. I cavalli e gli altri animali potrebbero spaventarsi per il rumore al passaggio dell'elicottero. Viene violata la mia privacy? No, non vengono effettuate riprese video né fotografiche. L'elicottero non sorvolerà edifici, aree urbanizzate e infrastrutture. L'antenna studia il sottosuolo, non la superficie. A che quota vola l'elicottero? L'elicottero vola a circa 50 metri di altezza. L'antenna esagonale, 40 metri di apertura, si trova a circa 30 metri dal suolo. Il campo base è nei pressi di Lula. Quanto dura l'indagine? Il sorvolo durerà circa un mese, a seconda delle condizioni meteorologiche. I dati raccolti verranno poi elaborati per costruire il modello geologico 3D. Serviranno alcuni mesi. Chi gestisce il progetto? L'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con l'Università di Cagliari nell'ambito del progetto europeo Einstein Telescope della collaborazione ET Italia. Numeri di sorvolo, 50 metri d'altezza, 400 km quadrati, eccetera, eccetera. Bene, andiamo da Innantisi. Una goccia del tuo sangue può salvare molte vite, stesavis, chi lancia sapello po domenica 3 de maio, da Sasotto a mesodie. Sede Avis, presentarsi muniti di tessera sanitaria e codice fiscale, quindi Demoteca questa sede Avis. Si consiglia una piccola colazione senza latticini. Si ricorda che le analisi saranno disponibili sul fascicolo sanitario elettronico dopo un paio di giorni. Tanto tu anche sazonale. Bene, abbaccherramolo in brizzichetta sannosata? Occasione. Cosa occorre? È sufficiente una bicicletta di qualsiasi tipologia e un po' di buona volontà, nient'altro. La pedalata è assolutamente non competitiva, ha partecipazione libera ed è rivolta a tutti. Domenica 10 maggio 2026 alle ore 8:30, partenza da Piazza Sproni. Info Alessandro Oroneso, 3 bato 9, 06, 20 bato 7, Timbe. E poi su 3 vamos a hacer la festa è pranzo de Sant'Elia 2026, domenica 3 de maio, a Sasurni che mese la missa e a tutti su pranzo, resti tutti convitato a partecipare. Bene, andiamo sul giornale, prima pagina dell'Unione Sarda, la Sardegna, chi è che lavora? Le risposte dalla stagione turistica, le nuove prospettive legate alla ZES, zona economica speciale. 23enne ucciso a Monserrato, ecco i nomi dei 3 indagati. Energia, incontro, governo regione, vertice a Roma, rinvio sulle decisioni. Nuova Sardegna, prima pagina, scontro sugli stagionali tra regione e albergatori. L'assessora, sono 50.000, ma pagateli. Federalberghi, giunta cerca like. Io sono l'ultimo lavoratore della San Martino di Saba San Martino, famosissima in Sardegna, come a quanto pare per non besprudi. Continuità aerea, l'assessora narra tariffe blindate, niente rincari per i cittadini sardi. Rinnovabili, il governo prende tempo sui 31 progetti, attendiamo la regione. Sardegna Open, Berrettini da urlo, batte Navone e pensa già ai quarti, giocando in Sardegna.
Bene, restamos a Nuova Sardegna, Santo Francisco, via alla novena, la devozione tra sacro e profano. Questa mattina all'alba l'arrivo di centinaia di pellegrini partiti a piedi dal Rosario. Da oggi e fino al 10 maggio celebrazioni e momenti conviviali al santuario di Lula. Va bene, va bene, va bene, va bene. Toste italiane, pensioni in pagamento da domani. Asproni, ecco qua, no, che non mi segno male questa fotografia, nel 150° della morte di un protagonista del Risorgimento. Asproni merita di essere ricordato questi anni Pau, che iscrivete sul convegno che hanno fatto su 29 in Nuvolo, in un bebiti pure o, Diego Carro o relatore, però non posso leggere nulla, non si legge nulla, mannaggia, non riuscita proprio male, devo controllare questa fotografia. Circonvallazione, demandare dei cartelli, fondi sbloccati, la regione firma la convenzione. Il sindaco Solina è un progetto strategico per l'intera zona. Danno appunto dei cartelli e interessiamo sempre questa vita a corto. A Luna fino alla cima del Montalbo per celebrare l'anno dei Pascoli Bravi. Luna, il CAI e la Coldiretti, Nuoro e gli Asta celebrano oggi con manifestazione e escursione dedicata all'anno dei Pascoli e dei Pastori. Orosei, stasera al cinema Pitagora, Gramsci spiegato a mia figlia, con degli spettacoli di nascosto. Tortolì, questo è un po' che dall'alto, 3 giorni in bicicletta in cima al sopramonte per l'avventura X Wheels. Ecco, quindi come potete vedere la bicicletta è diventata un strumento, un mezzo di escursione, insomma, di trasporto in zona Sabina a Pacu perfetta sposa la bicicletta e per in bici appunto andiamo a San Nosata, quindi a San Nosata in bicicletta. Il problema della definizione in questa fotografia. Farcana, piscina in abbandono, questo è il numero, sempre stata Gai, in abbandono. Con i pellegrini, allora, San Francesco con i pellegrini, la novena entra nel vivo, la Eolie. Allora, no, che vamos, Seniscola, emergenza abitativa, alloggi popolari, domande in comune entro il 9 maggio. A Siniscola c'è il tempo fino al 9 maggio per presentare le domande e accedere alla graduatoria per l'assegnazione delle case popolari. L'isola assume grazie al turismo, disponibili oltre 60.000 posti, quindi no, l'assessora Manca e Federalberghi, troppi precari, la replica accuse infondate. Si cercano soprattutto cuochi e camerieri, ma l'83% dei contratti è a tempo. Lavoro, tornano i bonus assunzioni, in Sardegna agevolazioni più alte. Il provvedimento esonero dei contributi per domande under 35, assunta 30 Chimbannolo, questo esonero dei contributi per donne under 35. Piano casa da 100.000 alloggi in 10 anni, praticamente che è una consegna dal Domus Popolare, la Renera Abitabile, Palazzo Chigi, Meloni. Così lo Stato risponde all'emergenza abitativa. Eolico e fotovoltaico no, su tutti i fronti. Palazzo Chigi
chiede nuovi approfondimenti nel prossimo vertice, convocati anche gli enti locali interessati. Todde al tavolo del governo per l'esame della valutazione ambientale su 30 progetti sardi. Purtroppo non vi posso leggere nulla qua, la fotografia sono pessimamente, mi devo aumentare della scontrollare prima. Nel PISDAS ora è guerra sull'uso del simbolo, distruggere i manifesti. Accidenti. Non posso leggere nulla, purtroppo poi non accontentiamo del sostituto. Assunzione di medici solo nelle periferie, esplode la polemica, il DG della sanità stoppa i concorsi nelle aree di Cagliari e Sassari. Il costo dei biglietti non può cambiare, siamo nella regione, nella Unione Sarda, aerei, la regione a Salvini, il caro carburante non deve gravare sui sardi. L'assessora manca, qualsiasi revisione richiede un controllo istituzionale. La fusione di aeroporto, Ginocchia, Tedde, Fratelli d'Italia, operazione sbagliata, scalo di Alghero a rischio. La questione della fusione dell'aeroporto, in un unico ente di gestione, è una truffa totale, insomma. Andiamo sul Castello si squadra chi no, che una bella fotografia che in tutto questo zovano, chiaramente è un montaggio, ma comunque siete Lozana accostazzato, il senegalese, autore di una doppietta contro l'Atalanta, è solo l'ultimo dei gioielli esposti quest'anno da Pisaccani. Giovani e belli, ma soprattutto protagonisti. Svolta Cagliari, da Palestra a Mendy, passando per Idrissi, Rodriguez, Litetta, Chilisoi e Treppi, tutto canto trovano una taratura importante. Nuovi comuni montani, patto Sardegna-Campania. L'assessore Spanegga, superiamo le diseguaglianze. Vediamo se Nuova Sardegna. Arrivano 4,5 milioni per dare un segnale al comparto bovino. Dal 18 maggio via alle richieste. Solo dentro la San Martino, sperando che riaprano. Serafino è il custode dello stabilimento chiuso da aprile 2025. Cioè, a San Martino dico saba frizzante naturale, insomma, una bell'abba davvero, insomma, ovviamente a San Nicumeo zampa mare via, solo che saba via, non ne via, non ne crea manco in tenere, a terra saba via subito. Tiscali notizie chiude dopo 26 anni. Beh, in effetti Tiscali notizie non fitti ascoltato che a prima. A Sostampa scelte inspiegabili, hanno cancellato una voce dell'informazione. Beh, sì, non tanto di voi che leggere Tiscali notizie, metta. Rinnovabili, il governo prende tempo, congelati 31 progetti già approvati. La Presidente Todde ci è stato chiesto se fosse possibile collocarli in altre aree. Il ministro Picchetto Frattin, la Regione farà un approfondimento. Il governo voleva evitare decisioni in solitaria sui temi considerati divisivi. Continuità aerea, tariffe blindate, niente rincari per i cittadini sardi. Questa è l'assessora che spettina al suo ministro Salvini. La regione prende posizione dopo l'intervento del ministro dei trasporti Salvini. L'assessora Barbara Manca apre comunque al confronto con l'esecutivo dell'ENAC. Economia, Nuova Sardegna, il taglio delle accise e dà il via libera al nuovo piano casa, che volevo spiegato più o meno data. Giorgetti, un paese indebitato non è libero, il ministro in pressing con l'UE per la sospensione delle clausole di salvaguardia.
Trump, via i nostri soldati dall'Italia. Non è stata d'aiuto in Iran, nel mirino anche Germania e Spagna. Ai ai ai. Israele blocca la flottilla, 175 fermati e sbarcati in Grecia. Sappiamo, lo hanno arrestato e lo hanno sbarcato in Grecia, ma Israele ha fatto un'operazione di pirateria vera. Russia, eh, Putin vuole la tregua per il 9 maggio, ma Kiev non si fida. Basta che sia che la tregua che hanno fatto poi a Pasqua. La BCE pronta ad alzare i tassi. Ristorazione collettiva a Elmas, un nuovo centro cottura. In Elmas, quindi una bella iniziativa questa. Fino a 450 persone impiegate nell'isola. Priorità è, priorità è sviluppo e innovazione. E qui stiamo terminato di telenovela de hoy e nos damos appuntamento a casa sperando che la fotografia abbia sanamente quindi posso leggere qualche parte dell'articolo. Non comprendo se deve essere cellulare o devo controllare insomma a che definizione sono poste. L'obiettivo a mezzo vedere e addio a tutto da parte del